L'uscita della manifestazione, il primo intervento è del Presidente. Ovviamente faticoso, ma penso che abbia più soddisfazione ancora che arriva giù. Ringrazio gli sponsor, l'amministrazione comunale per averci sostenuto tutta la giornata. Allora vai tu da quella parte, il premio della categoria Donna Giulia. Passiamo ai Master 6 e oltre, alla categoria Master 5 di questa parte. XC del Santo, quindi foto finale per il gruppo Master 4. Al primo posto Matteo Canale, scavazione squadra corsa, al secondo Santino 21, quarto posto per Flavio Zoppas di Motorsport, associazione sportiva dilettantistica, quindi miglior giro del giro per Manuel Piva, 15 Nicola Solimeno che ha preceduto Simone Pianalto. La foto di rito Bikers XC del terzo Mattia Faglia del team Cortefranca, quarto Andrea Bullazzoni, quinto Fabio Capuzzo. Questo è Foto Bike Team. Vince la categoria donne amatori della società ciclistica Barbieri Paola Pezzo. Addirittura direttamente sul primo gradino del podio, senza passare per le gradinate laterali, come dire. E niente, a me è piaciuto tantissimo, tanti dicevano che era un po' duro inizio stagione, però questi sono i percorsi che c'erano una volta quando ho iniziato ad andare in mountain bike, per cui io li adoro, sono duri, però io amo la salita e amo la discesa tecnica, per cui oggi c'era tutto quello che volevo. Tante trasmissioni televisive, adesso si dedica anche Ilenia in piedi per ricevere questo caloroso applauso da parte di tutti gli amici della Vento. Grazie. Allora, le donne open le ho chiamate? Allora posso continuare con le donne open. Quinto posto. Prima Jessica Pellizzaro, Team Baroni Project per la Danimarca, secondo Nicole Tovo della stessa formazione, terza Valentina Capponi della Ciclo Olimpia, quarta Serena Perocco della Torpano Victor Bike e se non si fosse fermata sarebbe giunta quinta Elenia Lazzaro della Carraro Team Trentino. E questi signori ancora un applauso più caloroso perché sono il futuro della mountain bike. Abbiamo tanti esponenti che vanno Paola Pezzo con le sue medaglie olimpiche, ma prima la consegna dei premi e poi l'applauso ancora per la categoria under. Primo Simone Vecchia, FRM Factory Racing Team, secondo Luca Martini della Scott Racing Team, terzo il suo compagno di squadra per questo XC del Santo Trofeo Tecnizione del 2014. Per loro i premi disposti dagli organizzatori, i complimenti dell'assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Sant'Orso Elena Zavagnin e la foto di rito per il podio della categoria Elite. Primo Daniel Mensi, Scott Racing Team, secondo piazzato negli allievi del secondo anno Costantino Cesca della Bandiziol Singing Team, associazione sportiva dilettantistica, 48 secondi dividono Cesca dal vincitore. Primo arrivato per la formazione del Bettine Bike con 37 minuti e un secondo, allievo del secondo anno vince l'XC del Santo Trofeo Coratec Alex Daganal. Bettini Bike. Ecco, cortesemente almeno il vincitore se mi apre la tazza per far vedere il logo del 12 primo sicuro di Marina Romoli e in Toscana, ma in tutta Italia, anche con gli amici della tragedia di Lamezia, il primo anno Adolfo Canale del Ticco Antonesco. Podio per gli allievi del primo anno e anche questo sarà il futuro della
MTB, ruote grasse in evidenza anche con il campionato allievi primo anno, prima tappa della Veneto Cup, primo Adolfo Canal Team Todesco, secondo Nicola Taffarel Torpado, secondo posto, giunto a 2 primi e 0,4 dal vincitore, vince la categoria esordienti del secondo anno Zaccaria Toccoli della formazione Carraro Team Trentino, che completa la gara, un giro grande, 2 piccoli in 26 minuti e 5 secondi. Podio della categoria esordienti del secondo anno, primo classificato Zaccaria Toccoli, secondo Samuel Carpene, terzo Federico Ceolin, quarto Simone Grigis, quinto Davide Martini, a seguire Manuel Felice. A vincitore per la quinta posizione Luca Baldisser, quarto Thomas Mariutti del team Velociraptors, quarto classificato. Podio invece sul terzo gradino sale Leonardo Perli della Mountain MTB Club Gaerne, Mountain Bike Gaerne. Secondo classificato un atleta di casa della Biker Forever, Giovanni Busellato. Vince la categoria esordienti primo anno Michele Chiandussi del gruppo sportivo Doni 2004, che completa il percorso in 31 minuti e 36 secondi. Classifica esordienti primo anno, primo Michele Chiandussi del gruppo sportivo Doni 2004, secondo l'atleta di casa della Biker Forever Giovanni Busellato a 4 primi e 52 dal vincitore, terzo gradino del podio per Leonardo Perli del Gaerne, quarto piazzato Thomas Mariutti del team Velociraptors, quinto Luca Baldisser del Gaerne, sesto Luca Loris Mazzucco, scusate, per lo sprint Vidor la Vallata. Questi i primi 6 degli esordienti del primo anno. Andiamo con il settore femminile, categoria esordienti. Sono riuscita a partecipare un po'. Quinta classificata per le esordienti Asia Zontone della Jans Bike Team di Puglia, quindi extra regionale.